Questa è una storia di sforzo e di sudore. Vabbè, però con rodo da carta igienica in mano se fosse. È il 16 gennaio del 1921. Da poche ore albeggia sulle cime dell'Himalaya, dove inspiegabilmente è in corso una fortissima nevicata. Spiegabilmente l'Himalaya. Ma questa è un'altra storia. Come dicono gli inglesi, it's another story. E perché mi aveva detto? Perché la storia che vado a raccontarvi è degli anni 70 ed è dentro la leggenda di uno sport dove la tenacia dell'atleta è messa a dura prova da una triplice sfida di resistenza: nuoto, ciclismo e corsa. 50 chilometri senza interruzione. Come dicono gli inglesi, triathlon. Come direbbe Winston Churchill, boia. Scusa, ma Winston Churchill che aveva origini venete. Forse da parte di Nasia, però magari se gli ha detto boia. Forse. Questa è la storia del più grande triatleta che il Veneto abbia mai conosciuto. Karl-Heinz Wolfgang Amadeus Beckenbauer Strasse, detto Tony Paltan. Che non mi pareva tanto Veneto prima. Tony Paltan. La storia di Tony Paltan è una storia comune a moltissimi altri. Sua madre purtroppo muore 10 anni prima che lui nascesse. Cosa ha fatto? Suo padre è un uomo austero che però conosce fame e sacrificio. E infatti la dinastia dei Beckenbauer Strasse è proprietaria da 5 generazioni di un modestissimo castello di 32 stanze ai piedi dei Colli Berici. E i Colli Berici sono suoi. Poretti. Vabbè, è modestissima, Sì. Ma lì internet prende poco. Come dicono gli inglesi, Prende poco. Tanto poco. E così Tony Paltan passa le giornate a correre. Lui corre felice, corre a perdifiato, corre per la sua libertà, corre, come dicono gli inglesi, Gemo Capio corre. Sempre dalla parte Churchill. Churchill. Corre perché è inseguito il più delle volte anche dalla sua servitù, che lo obbliga a fare delle cose terribili, tipo il kitesurf o lo scrub con la crema micellare. Una vita di stenti. Ma quando tu vedi Tony Paltan seguito dalla servitù, subito ti vengono in mente le mattine dell'Africa, con l'eterna sfida tra leoni e gazzelle. Ma come dicono i Masai, non è importante che tu sia leone o gazzella, Masai che devi correre. Ma questo Masai che sembra però è questo. Tony Paltan corre perché per lui correre non è semplicemente uno sport, è vita. Gli inglesi dicono it's life. Che sia un predestinato anche sulle due ruote ce lo dice un pomeriggio del 1975. Davanti al patronato di Pegolotte ruba la bicicletta di Don Alfonso e inizia a pedalare forte. Arrivato circa a Copenaghen, Don Alfonso smette di inseguirlo. Gridandogli una frase che sarà profetica: diventerai il più grande triatleta di tutti i tempi. In mezzo ad altre frasi meno profetiche. E anche meno ecclesiastiche. Anche secondo me, sì. Se quello per Don Alfonso è l'ultimo giorno, per Tony Paltan è chiaramente la svolta. Perché lì a poco, qualche giorno dopo, si iscriverà alla prima gara di triathlon. Ed eccolo lì, meravigliosamente vestito nella sua tenuta ginnica, con questa canotta rossa e questi pantaloncini di un colore, come dicono i Masai, né verdi né rossi né blu, Masai. Adesso mi vola e dago il faro in testa. Tony Paltan sa di avere un grande talento e sa di avere una grande occasione. Ma ciò che non sa è che ben presto alla sua porta busseranno gli eventi, il destino, il fato. Come dicono gli inglesi, din don, Amazon, c'è un pacco per lei. Ma che inglesi conosce questo? Secondo me non conosce benissimo. Tony Paltan si butta in acqua per la prima frazione di gara, ma in quel momento si ricorda di non aver mai preso lezioni di nuoto. Scusami. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero state necessarie? Ma se triathlon, Tony Paltan affonda e non riemerge mai più. Scusami. Le sue ultime parole furono glu 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 glu. Perché il triathlon sa essere anche bastardo. Gli inglesi dicono escancaro. Sì. E quando sei a un passo dalla Coppa del Mondo ti può togliere tutto. Sempre dalla Coppa del Mondo. Il New York Times titolerà il giorno dopo: per il triathlon Tony Paltan se negà. In tutti i sensi se negà, tra l'altro. Questa era la storia del più grande triatleta veneto di tutti i tempi, quel Karl-Heinz Wolfgang Amadeus Beckenbauer Strasse, detto Tony Paltan, che passerà alla storia con il soprannome di l'insemenio. Ecco che c'è una spiegazione ora. No, vabbè.